Buonasera Barbara Braghin, l'Empatico Giornale. Ci troviamo qui a Rovigo, siamo in piena campagna elettorale e ho il piacere di incontrare l'assessore della regione del Veneto Valeria Mantovan al lavoro, formazione, istruzione e pari opportunità. Allora, lei è candidata e sicuramente è una campagna elettorale molto sentita, molto forte, che ci dice che invito fa agli elettori. Beh, innanzitutto di andare a votare, perché sappiamo che il primo nemico è proprio l'astensionismo. Andare a votare, oltre che un diritto, è un dovere, e quindi dobbiamo ricordarci che il 23 e il 24 novembre c'è questo appuntamento importante che vedrà rinnovare non solo il nostro Presidente della Regione del Veneto, ma anche tutta la Giunta e tutto il Consiglio. Allora, in questi mesi dove lei ha governato, sta governando in regione, appunto alla formazione, alla scuola, al lavoro, com'è stata questa esperienza e come la vede nel prossimo futuro? Beh, intanto è stata un'esperienza incredibile di crescita personale e anche a livello, diciamo, di competenze, di esperienza. Devo dire che una sfida importante che ci dovrà vedere impegnati nel futuro prossimo è quello di saper coniugare il mondo dell'istruzione e della formazione a quello del lavoro. Le istituzioni hanno il compito di creare questo ponte di collegamento che permetta non solo ai nostri imprenditori e alle nostre aziende di avere dei lavoratori con competenze adeguate e soprattutto al passo con i tempi, ma dobbiamo anche occuparci di coloro che devono trovare occupazione e il proprio posto nel mondo all'interno del mercato del lavoro. E quindi come istituzioni saremo sicuramente impegnati a favorire questo, quindi sviluppo, occupazione, crescita del nostro Polesine, che passa attraverso un'offerta di lavoro che deve essere un'offerta di qualità, ma soprattutto che passa anche attraverso a quelle condizioni fondamentali che mettano le imprese nella situazione di poter continuare a investire nel nostro territorio. Quindi infrastrutture, arterie che devono essere assolutamente implementate, servizi, quelli essenziali, che devono essere garantiti a livello periferico, penso ad esempio alla sanità, altro tema molto importante della nostra regione. Sappiamo che il Veneto ha una sanità d'eccellenza, ma ancora oggi dobbiamo lavorare molto per ridurre quelle che sono le liste d'attesa e per garantire servizi equi e accessibili a chiunque. Io voglio chiedere bene, voglio sapere bene come si vota. Allora, intanto si vota domenica 23 dalle ore 7 alle 23 e lunedì 24 dalle ore 7 alle ore 15. Si vota facendo una croce sul simbolo di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e scrivendo a fianco la preferenza, in questo caso Mantovan, però ricordiamoci che si possono mettere fino a un massimo di 2 preferenze, l'importante è che siano di sesso diverso, quindi una donna e un uomo o un uomo e una donna, non 2 uomini e non 2 donne, e che siano all'interno dello stesso partito. Quindi ripetiamo, dovete mettere la croce su Il simbolo di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e scrivere a fianco Mantovan. Grazie. Perfetto, Barbara Braghin, l'Empatico Giornale, e candidato alla regione del Veneto Valeria Mantovan. Saluti.